Buonasera, buonasera, eccoci insieme con il capitolo 24 degli Atti degli Apostoli. Se potessimo dare un titolo, questa sera potremmo dare questo titolo, un tribunale per Paolo, con un sottotitolo Io adoro Dio dei miei padri, e con un ulteriore sottotitolo che dice ne riparleremo, puntini puntini. Paolo a Gerusalemme, dunque, facciamo un salto riassuntivo indietro, ingiustamente accusato di aver profanato il Tempio, viene arrestato, fa valere il suo diritto di cittadino romano di non essere torturato, però i giudei in una congiura, dopo il suo arresto, lo vogliono uccidere. Ci sono 40 uomini che giurano che vogliono ucciderlo. Rileggiamo a questo proposito Atti 6, da 11 a 13, e poi leggeremo Atti 21, da 27 a 36. Vado in Atti 6, in questo momento, da 11 a 13, allora istigarono degli uomini che dissero: noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. E si misero in agitazione del popolo, gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio. Quindi questo si riferisce a Stefano. Non è la prima volta che dunque i cristiani vengono messi sotto processo e fermati. L'episodio di Atti 6 si riporta alla morte di Stefano, alla lapidazione alla quale era presente anche Paolo, ma nel frattempo Paolo, come abbiamo visto, è diventato un cristiano fervente e ha cominciato un'opera che si manifesta in tutte le città della Grecia e dell'Asia minore. Vorrei ora leggere Atti 21 da 27 a 36 e troviamo Paolo arrestato nel Tempio. Quando i 7 giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel Tempio, aizzarono tutta la folla e gli misero le mani addosso gridando: Israeliti, venite in aiuto, questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo, e oltre a ciò ha condotto anche dei greci nel Tempio e ha profanato questo luogo santo. Infatti, prima avevano venuto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel Tempio. Tutta la città fu in agitazione e si fece un assembramento di gente. Afferrato Paolo, lo trascinarono fuori dal Tempio e subito le porte furono chiuse. Mentre cercavano di ucciderlo, fu riferito al tribuno della corte che tutta Gerusalemme era in subbuglio, ed egli, presi immediatamente dei soldati e dei centurioni, si precipitò verso i giudei, i quali, vedendo il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno si avvicinò, prese Paolo e ordinò che fosse legato con 2 catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto, e nella folla gli uni gridavano una cosa, gli altri un'altra, per cui, non potendo sapere nulla di certo a causa della confusione, ordinò che fosse condotto nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette per la violenza della folla essere portato di peso dai soldati, perché una marea di gente incalzava gridando a morte. Ecco, Claudio Lisia, questo è il nome di colui che lo aveva salvato e posto comunque in arresto, lo manda dopo questi fatti, lo manda dal giudice Felice con una lettera di accompagnamento. Viene custodito nel palazzo di Erode e qui accade ciò che leggeremo. Arrivano i suoi accusatori con un avvocato, una figura giuridica quindi, chiedendo che Paolo sia messo nelle loro mani. Felice è il giudice in mezzo a Paolo e ai giudei. E qui si sviluppa quello che troviamo in Atti
21 da 12 a 15. E ripeto un momentino, 21 da 12 a 15, voglio leggervi un passaggio. Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme. Scusate, torni dietro alla 12. Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegniamo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme. Ecco dunque che Paolo viene informato prima di arrivare a Gerusalemme che avrebbe subito questo trattamento e tutti lo scongiuravano che non salisse, perché un profeta di nome Agapo l'aveva previsto, l'aveva profetizzato, è più corretto usare questa voce verbale. E dunque quello che sta succedendo ancora una volta dimostra che questi atti degli apostoli sono veramente atti dello Spirito Santo, perché ancora una volta emerge che lo Spirito lo induce a parlare e a proclamare. Ora, il capitolo 24, sul quale ci concentriamo questa sera, ci fa vedere Anania con alcuni anziani, l'avvocato Tertullio, un avvocato di diritto romano, un esperto, che si presenta per accusare Paolo davanti al governatore Felice ed è molto rispettoso del diritto romano, ma anche della forma che prevede questo tipo di accusa. Ci sono due parole in latino che si chiamano captatio benevolentiae. Per avere la benevolenza del governatore Felice, l'avvocato si presenta lodando le sue iniziative e dicendo: tu Felice sei veramente colui che ha dato pace e prosperità al popolo di Israele, in pratica dacci Paolo nelle mani perché noi vogliamo fare giustizia da soli. Reggiamo il capitolo 24, che così andiamo a vedere che cosa succede esattamente, utilizzando proprio la parola di Dio, che come sempre è quella che più pesa nel nostro stare insieme. 5 giorni dopo, il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un avvocato di nome Tertullo e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Egli fu chiamato e Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: siccome per merito tuo, eccellentissimo Felice, godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme in favore di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo con viva gratitudine. Ora, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di ascoltare brevemente secondo la tua benevolenza. Abbiamo dunque trovato quest'uomo. È una peste che fomenta rivolte fra tutti i giudei nel mondo ed è capo della setta dei Nazareni. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio, perciò lo abbiamo preso e volevamo giudicarlo secondo la nostra legge. Ma il tribuno Lisia è intervenuto e lo ha tolto con violenza dalle nostre mani, ordinando che i suoi accusatori si presentassero davanti a te. Interrogandolo, potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose di cui noi l'accusiamo. I giudei si unirono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. Allora Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno di parlare, rispose: sapendo che già da molti anni tu sei il giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, perché tu puoi accertarti che non sono più di 12 giorni da quando salì a Gerusalemme per adorare. Ed essi non mi hanno trovato nel Tempio a discutere con nessuno, né
a fare assemblamenti di popolo, né nelle sinagoghe, né in città, e non possono provarti le cose delle quali ora mi accusano. Ma ti confesso questo, che adoro il Dio dei miei padri, secondo la via che essi chiamano setta, credendo in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza condivisa anche da costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Dopo molti anni sono venuto a portare l'elemosina nella mia azione e a presentare delle offerte. Mentre io stavo facendo questo mi hanno trovato purificato nel Tempio, senza assembramento e senza tumulto, e vi erano alcuni giudei dell'Asia. Questi avrebbero dovuto comparire davanti a te ed accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Oppure dicano costoro quale misfatto hanno trovato in me quando mi presentai davanti al Sinedrio, a meno che si tratti di questa sola parola che gridai quando comparvi davanti a loro. È a motivo della resurrezione dei morti che io sono oggi giudicato a voi. Allora Felice, che era assai bene informato su questa via, li rinviò, dicendo: quando sarà giunto il tribuno Lisia, esaminerò il caso vostro. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, permettendogli però una certa libertà senza vietare ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Dopo alcuni giorni Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era ebrea, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare. Egli sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e conversava con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo guadagnare il favore dei giudei, lasciò Paolo in prigione. Fin qui la parola del Signore, amen. Preghiamo insieme. Signore, sia fatta la tua volontà. Signore, fu fatta la tua volontà in quel tribunale dove Paolo dichiarò: credo nel Dio dei miei padri e lo adoro. Anche noi ti adoriamo questa sera, Signore, Dio dei nostri padri spirituali, la nazione di Israele, Signore, Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi ti preghiamo, Signore, avendo in Dio la speranza che è una certezza condivisa da molti fratelli, anche in Ucraina e in Russia, che vi sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Vogliamo esercitarci sempre, Signore, ad avere una coscienza pura davanti a te, Dio, davanti agli uomini. Vogliamo perseverare in questo esercizio, Signore. Ti preghiamo di guidare la nostra riflessione questa sera. Nel nome potente di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen. Anania e alcuni anziani, dunque, l'avvocato le accuse. Guardate un po', come si diceva prima, la captatio benevolentia, questo cercare di guadagnarsi la benevolenza del giudice. C'è un'introduzione di lode, lui ha dato pace, riforme, noi siamo riconoscenti, abbiamo una lamentela da fare, una doglianza. Il tribuno Lisia ha tolto con violenza dalle nostre mani questo uomo. In realtà i violenti erano i giudei, ma non l'hanno detto, hanno detto che il violento era Lisia, scusate. Quindi le accuse e la difesa. Dopo che fu concesso a Paolo di parlare e dopo che ebbe riconosciuto anche lui, senza la captatio benevolenza dei latini, ma, come dice la parola, il riconoscimento dell'autorità, che Felice è un giudice, ecco che con mansuetudine Paolo parla. Vorrei portarvi a Prima Pietro, il capitolo è 3, e
I versetti sono il 15 e il 16. Non vi sgomentate la paura che incutono e non vi agitate, ma, ecco, glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Sembra quasi che queste parole siano scritte per Paolo, che con mansuetudine si pone di fronte al giudice e gli dice: non ho discusso con nessuno, non ho cercato di convincere nessuno, non ho fatto assembramenti. I romani, soprattutto in questo momento in cui la Palestina si trovava in una fase quasi pre-rivoluzionaria, sono preoccupati degli assembramenti. No, né nel Tempio, né nelle sinagoghe, dice Paolo, né in città. Non possono dirlo né provarlo, perché non è vero. Sono a Gerusalemme, pensate un po', da 12 giorni. E soprattutto questa dichiarazione di fede, che potrebbe essere proprio una dichiarazione di credo. Io adoro Dio, lo rileggo. Adoro il Dio dei miei padri, secondo la via che si chiamano setta, credendo in tutte le cose che sono scritte nella legge dei profeti, avendo in Dio la speranza condivisa anche da costoro, che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Adoro Dio, credo nelle scritture, nella legge, nei profeti, dice Paolo. Aspetto la resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Mi esercito in buona coscienza, che vuol dire persevero, davanti a Dio e davanti agli uomini. E poi dice: io sono venuto a portare la mia solidarietà delle emoji, a portare delle elemosine. E all'interno del Tempio non ho creato né assembramenti né tumulti. All'interno del Tempio sono arrivato purificato, come dice la legge giudaica. E lo ripete proprio: non ho creato assembramenti, non ho creato nessun tumulto. Aspetto la resurrezione dei morti. Ed ecco il mio grido. È proprio questo il grido di Paolo, la resurrezione dei morti. E vorrei rimandarvi ad Atti 17, tra i versetti 30 e 32. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, resuscitandolo dai morti. Credo nella resurrezione dei morti, nel giudizio definitivo che lo farà solamente Gesù Cristo. A questo punto si verifica un rinvio del processo. Paolo va in una prigione nella quale, sta scritto, gode anche di una certa libertà. E qui compare la figura di Drusilla, la ritroviamo nel capitolo 24, nel quale torniamo, appunto. Dopo alcuni giorni Felice arriva con sua moglie Drusilla, manda a chiamare Paolo e lui di nuovo testimonia con slancio e con coraggio. Ma a un certo punto Felice si spaventa. Questo governatore, questo giudice di Roma, che era poi famoso per aver usato il pugno molto duro con il popolo di Israele, con i ribelli, secondo fonti storiche che possono essere esaminate a margine rispetto a questo brano, non era certamente un giudice che aveva paura della gente. Qui invece
ha paura e si spaventa e gli dice: aspetta un momento, ci sentiamo un'altra volta. È quella paura che sentono alcune persone che sono richiamate di fronte alla verità, perché sentono che sono colpevoli davanti a Dio. Ed è meglio, se ti senti colpevole anche davanti a Dio, anche tu che ci stai ascoltando, che ci stai seguendo, non scappare, non rinviare il problema, non avere paura, ma parlare con il Signore chiedendo perdono dei peccati nel nome di Gesù Cristo, cambiando vita. E cambiare vita non vuol dire che devi vestirti di stracci, vendere la tua macchina, la tua casa e dare tutto ai poveri. Questo a te non è chiesto, vuol dire che devi cambiare atteggiamento nei confronti di Dio. Non avere paura di Lui. La paura eventualmente l'avrai dopo, se Lui sarà il tuo giudice. Ma Lui in questo momento vuole essere il tuo Salvatore. Tutta la Scrittura ci dice questo, anche se vado oltre quello che questo brano richiama. E allora, tornando strettamente al brano, voglio dire che questa paura determina che il giudice felice, che vuole, che nome, un nome tipicamente latino, Felix, felice, vuole essere sempre felice lui, non vuole porsi problemi, ma un giorno dovrà porsi il problema davanti al giudizio e chissà quale sarà il giudizio per lui. E certamente Felice, spaventato, lo respinge, dice: lasciamo perdere, parliamo un'altra volta. Mi fa venire in mente questo brano, quello che è successo ad Atene, perché ad Atene è successa una cosa del genere. Su questo, quando parla della resurrezione dei morti, è un discorso che coniuga un senso di paura con un senso di ci raccontiamo le fiabe, e invece non c'è nessuna fiaba e non c'è nessuna paura, c'è soltanto da prendere consapevolezza che queste sono cose vere. Ma Felice è felice anche perché spera una cosa: di guadagnare dei soldi da Paolo. Tant'è vero che la parola ci dice al versetto 26, sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro per ammorbidire la posizione. E allora, siccome non paga, rimane in carcere. Il sistema romano è già abbastanza corrotto in questi anni, in questo primo secolo dopo Cristo, e non c'è estremamente nulla di nuovo, perché ancora oggi in alcune parti del mondo, forse non molto lontane da qui, possono succedere queste cose, che il denaro compra le persone. E lo mandava a chiamare, conversava con lui, gli piaceva anche, però aveva questa visione. Fatto sta che Felice a un certo punto viene sostituito, la parola non dice perché viene sostituito, ma viene sostituito da Porcio Festo, e Felice avrebbe l'occasione di lasciarlo in libertà, chiudendosi il suo mandato, invece lo lascia in prigione. Perché? Perché vuol fare un piacere ai giudei. Il brano che ci accompagna adesso proviene da Isaia ed è il versetto 6 e il versetto 7, sono i versetti 6 e 7 del capitolo numero 55. Leggo questo perché voglio richiamare il senso della salvezza per tutti, anche se ci fosse qualcuno dei nostri ascoltatori che non ha ancora chiaro. Capitolo 55, dicevo, versetti 6 e 7, cercate il Signore mentre lo si può trovare. Questo avrebbe potuto dire Paolo a Felice, e questo forse possiamo dire noi a quelli che ci stanno ascoltando attraverso questo messaggio, e anche attraverso le nostre parole, anche per chi eventualmente in sala non avesse ancora compreso. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui. È un invito alla conversione che noi facciamo a tutti quelli che ci seguono, che idealmente potremmo forse richiamare alle parole di Paolo. Forse ha usato queste parole, senza dubbio, conoscendo le scritture, in qualche occasione lo ha fatto. Voglio ancora condurvi in un'altra lettura, e questa volta la lettura proviene dai Salmi. Il Salmo è il numero 95 e il versetto è il numero 8. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Beriba, come nel giorno di Massa, nel deserto. Se qualcuno che sta ascoltando la voce non lasci Paolo nella sua prigione, non rinvii il discorso, ma lo affronti con la giusta considerazione. Guardate un po' dunque quali cose abbiamo trovato. Vediamo di riassumerle. Alcuni giorni dopo la congiura non riuscita contro Paolo trasferito di notte a Cesarea, perché a Cesarea accadono tutti questi fatti, ecco che nella città di Cesarea giungono dal governatore Felice che governa quel territorio, Anania, il sommo sacerdote. Si mette in moto anche il sommo sacerdote per sedare questo atto pubblico di Paolo, la sua fede in Cristo, che è un atto pubblico. Con un avvocato, pensate un po', abbiamo bisogno addirittura di muovere diritto romano per colpire il colpevole, cioè l'innocente. E allora ecco Tertullo e Anania che arrivano, ed ecco, come abbiamo visto, il richiamo a Felice, che è appunto il governatore del territorio, per sollecitarlo a lasciare Paolo nelle mani dei giudei, che vogliono giudicarlo con la loro legge. Ma il governatore vuole prima sentire come stanno le cose. E abbiamo trovato quella bella confessione di fede dopo l'accusa ingiusta mossa contro Paolo, quella bella dichiarazione di fede di lui che dice di essere colui che adora il Dio dei suoi padri. Questa non è una via, la setta, ma è la via, la verità e la vita. Non è una via, articolo indeterminativo, ma è la via. Lui crede in tutte le cose che derivano dalla legge e dai profeti. Ha in Dio la speranza, è scritto la speranza, ma noi dobbiamo leggere la speranza non nel senso di un'attesa indeterminata, ma nel senso di una certezza, perché Cristo non è una speranza indeterminata, come potremmo noi avere la speranza che si concluda presto questo dramma che sta accadendo nel cuore dell'Europa da poco più che 24 ore, ma non è questa la speranza, questa è proprio la certezza che vi sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. E in questo senso bisogna essere sempre coloro che sostengono con forza il modo di essere e il modo di vivere adeguato, e quindi la perseveranza. Abbiamo letto ancora che Felice, quando sente parlare di resurrezione dei morti, rinvia Paolo a data da destinarsi. E abbiamo anche detto che
noi invitiamo tutti coloro che ci seguono a non rinviare l'incontro con Gesù adatto da destinarsi, ma ad accettarlo, magari questa sera stessa, prima di andare a dormire. Signore che sei nei cieli, preghiamo. Signore che sei nei cieli, Padre, Dio dei nostri padri, in te la nostra certezza, in te la nostra forza, in te il nostro coraggio, Signore. Anche quando il coraggio ci manca, noi siamo sicuri che lo abbiamo in te, Signore. Signore, ti preghiamo di benedire il proseguo di questa serata. Ti preghiamo di benedire le persone che hanno ascoltato perché possano riflettere, Signore, sul fatto che tu non sei soltanto una speranza indeterminata, ma sei una certezza. Signore, vogliamo dedicarti anche questa notte che verrà e vogliamo anche dedicarti il giorno che viene, quello di sabato, e la nostra domenica tra 2 giorni, Signore, quando ti chiediamo la grazia di essere ancora qui numerosi. Per il resto, Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. E ti preghiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Amen. Bene, buona serata a tutti, arrivederci.